Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi in realtà non faremo una vera escursione, ma una passeggiata semplice per portarvi a vedere uno dei tesori del Veneto, la panchina gigante 214. Questa è la seconda panchina gigante che esiste in questo momento in provincia di Treviso. Ci troviamo infatti a Osigo, nel comune di Fregona, che è raggiungibile da Vittorio Veneto salendo per la strada che porta al Cansiglio. Il punto di partenza è la località Borgo Luca, che è più o meno alla fine di Osigo. C'è un piccolo parcheggio e poi si comincia a salire seguendo le indicazioni per la panchina gigante. La prima panchina gigante in provincia di Treviso è stata quella sopra Arevine Lago ed è la numero 181. Nel frattempo ne sono state costruite tante altre in giro per l'Italia e siamo arrivati ben oltre la 214, che è quella di oggi. Arrivati a questo capitello ci sono due frecce perché qui si può andare sia a destra che a sinistra. Noi abbiamo deciso di fare il percorso a destra all'andata. Siamo a meno di 100 metri dalla panchina, ma bisogna sapere che qui a sinistra, usciti dal boschetto, eccola qua, gialla e rossa. La panchina gigante 214 si trova all'ombra di questo gigantesco faggio, che infatti qui viene chiamato il Fagheron, che in dialetto locale significa appunto il grande faggio, e infatti deve avere più di 200 anni. Le panchine giganti si sono moltiplicate così tanto negli ultimi anni, soprattutto in Italia, da creare addirittura un Big Bench Community Project, che non è altro che un passaporto in cui si possono mettere i timbri delle panchine che si visitano, e qui c'è scritto tutto dove andarli a ritirare volendo.
Questa panchina gigante è di colore giallo sopra e rosso sotto. La 181, quella di Revine Lago, invece è interamente gialla. È stata inaugurata il 5 giugno 2022, meno di un anno dopo della 181 che risale a ottobre 2021. Adesso, per il percorso di ritorno, non faremo quello dell'andata, ne faremo un altro che ci porterà in centro a Osigo. Bisogna andare avanti da quella parte e traguardare un cartello della panchina gigante e seguirli praticamente al contrario, ma è molto semplice. E la prima cosa da fare è traguardare questo cartello qui, che è uno di quelli della panchina gigante, che ovviamente è diretto in senso opposto alla nostra direzione di marcia. Stiamo sempre seguendo praticamente al contrario le frecce che indicano in direzione Grande Panchina e quindi noi scendiamo. Ecco, siamo scesi all'inizio di via Carnielutti, che è la strada che porta di nuovo sulla provinciale, e noi adesso chiuderemo l'anello facendo circa 1 chilometro per andarci a riprendere la macchina a Borgo Luca.
Eccoci qui, abbiamo chiuso l'anello e siamo tornati alla chiesetta di Borgo Luca. Il percorso è molto semplice, dura al massimo un paio d'ore, però in certi punti è un po' ripido e anche un po' sconnesso, per cui io non utilizzerei le scarpe della domenica, vedete un po' voi. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.